parenti nelle case di riposo e prestazioni specialistiche ambulatoriali si riparte. Provvedimento della Regione inviato a ospedali e RSA all'annuncio di Zaia. Torniamo verso la normalità. Il caro bollette investe anche i comuni, lanci mobilità e sindaci. Con lo spegnimento simbolico giovedì di un edificio di un luogo significativo, solo a Treviso il caro energia costerà a bilancio 1 milione di euro in più. Sabato alle 15 a San Vendemiano il funerale unico per l'addio a Saro Rizzotto e Jessica Fragasso, uccisa dal pirata in A28. Il papà di Jessica ieri sera al ring sarebbe stato disposto a perdonarlo solo se si fosse fermato. Raffiche di vento fino a 120 km all'ora e hanno soffiato su gran parte della Marca causando danni e paura. Oggi si fa una prima conta dei danni e si lavora per ripristinare la situazione. Galloppini degli spacciatori 8 anni, in quartiere Palestro a Padova i residenti raccontano come la droga venga fatta consegnare ai clienti da bambini e ragazzi. Vado avanti anche senza il sostegno dei partiti. Ieri sera al ring il candidato sindaco di Padova, Francesco Peghin, ha spiegato come sarà la sua campagna elettorale. Olimpiadi invernali di Pechino, cortina in festa per la storica medaglia d'oro nel doppio misto di curling e la vittoria dell'atleta di casa Stefania Costantini con il trentino Amos Mosaner, maxi schermo in piazza e gioia della città. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, visita ai parenti nelle case di riposo e prestazioni specialistiche ambulatoriali, si riparte e si torna verso la normalità, lo ha annunciato questa mattina il presidente Luca Zaia. Si torna a ripartire con tutte le prestazioni. Lo ha annunciato oggi il presidente Zaia. Sono 264.745 le visite specialistiche sospese. Si tratta delle prestazioni con priorità 30-60 giorni. Ed ora, visto il calo dei dati Covid, il Veneto è pronto a ripartire. È stata già inviata una mail a tutti gli ospedali e sono stati già allertati i direttori generali. I reparti ospedalieri si regoleranno a modo proprio. È una scommessa, dice Zaia, ma stavolta ci siamo. Non solo. Un'altra importante novità. Ma di più voglio dirvi che la roba che mi sta ancora più a cuore, l'apertura alle visite. Qui io sto pensando ai nonni, alle geriatrie che mi chiamano in continuazione. I vaccinati con 3 dosi, con 2 ma guariti dal Covid e coloro che hanno fatto un apposito tampone potranno fare visita al proprio caro nelle varie strutture. Si torna insomma, dice, alla normalità. Poi il presidente è tornato sulla zona bianca, potremo arrivarci tra una decina di giorni. Abbiamo 3 parametri: incidenza, impensabile andare in bianco, in zona bianca con l'incidenza; area critica, non critica, dobbiamo scendere sotto il 20%, impensabile che nel breve ci si arrivi per primi con l'area non critica. Pensabilissimo che noi si possa passare all'area bianca, in zona bianca, tramite le terapie intensive. È innegabile che i numeri della pandemia siano in discesa, continua il governatore, soprattutto per quanto riguarda le curve ospedaliere. È vero che questo virus si sta, come si può dire, è meno aggressivo e lo leggiamo da un punto di vista clinico, cioè non abbiamo una ricaduta clinica così importante, tutto attenuato dalla vaccinazione. C'è anche da dire che penso che questo processo di endemizzazione del virus è partito. Ma purtroppo stiamo continuando a ricevere notizie di persone intubate che non avevano voluto vaccinarsi. Ai cittadini dico: valutate attentamente l'importanza della vaccinazione. In Veneto l'89% della popolazione si è vaccinata, 32,8% nella fascia 5-11 anni, 450.000 i veneti non ancora vaccinati. Poi ha aggiunto: le norme che stanno per essere applicate di allentamento delle restrizioni Covid, se ci avessero ascoltato, sarebbero state approvate già 2 mesi fa. Il caro bollette che investe famiglie, aziende e anche comuni, lanci mobilità i sindaci con lo spegnimento simbolico giovedì di un edificio, un luogo significativo del territorio. Solo a Treviso il caro energia costerà a bilancio 1 milione di euro in più. Chiediamo a gran voce un intervento da parte del governo perché questa situazione è davvero insostenibile. Pensate che per il comune di Treviso si parla di oltre 1 milione di euro di costi in più di bollette e credo che sia davvero una follia insostenibile
e per pagare queste bollette saremo costretti a rinunciare a qualche altra opera. Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto, si unisce alla mobilitazione dei comuni italiani alle prese con l'esorbitante aumento dei costi dell'energia. Per dare un segnale visibile e provocatorio dal presidente nazionale Antonio De Caro è arrivato l'invito di spegnere giovedì sera alle 20 le luci di un edificio o di un luogo rappresentativo della città, una dimostrazione seppure simbolica dei tagli che si rischia di dover intraprendere. È un'azione simbolica che può dir poco ma può dir molto, nel senso che simbolicamente non vogliamo mettere ulteriormente in difficoltà i nostri cittadini, anche se a fronte del caro bollette saremmo costretti a spegnere l'illuminazione pubblica delle strade, per esempio. Siccome questo non lo vogliamo fare, cercheremo dei luoghi simbolo per far capire l'importanza di un'azione a supporto dei comuni e delle famiglie in un momento particolarmente complicato. Se i comuni da una parte stanno calcolando le effettive conseguenze del caro energia, dall'altra le risposte arrivate finora dal governo non sono ritenute sufficienti. Si sta cercando di fare squadra per valutare a livello poi governativo quali possono essere le misure di compensazione, perché altrimenti dico davvero bisogna fare un sincero ripensamento dei servizi da mettere a disposizione della nostra popolazione. Ma ci sono anche sindaci che guardano con perplessità l'azione di giovedì, ritenendo che ci siano altre priorità rispetto ai bilanci comunali. Credo che effettivamente in questo caso un occhio di riguardo vada soprattutto prima alle aziende e poi eventualmente anche ai municipi. Noi in qualche modo andremo avanti a mangiare pane e cipolla come si faceva una volta, ma gli imprenditori hanno bisogno di trovare riscontro del loro impegno e della loro fatica. Contro il caro bolletta e le grandi questioni dell'economia, il Veneto deve fare squadra, a cominciare dai parlamentari eletti. È diretta l'assessore Elena Donazzane. Il Veneto deve far sentire la sua voce a Roma. I nostri rappresentanti non devono difendere loro stessi, ma il territorio. Io sento solo proclami legati a questo ormai mito del PNRR, lo chiamo mito perché al di là di darmi delle cifre plurimiliardarie, io non riesco a intravedere, eppure guardate che sono una attenta che legge le carte, cosa sia la derivazione pratica e concreta. Dall'altra io sento il grido invece molto vero, molto concreto delle mie imprese. Mi dicono mi è arrivata una bolletta 3 volte tanto, non solo purtroppo il settore delle vetrerie, noi abbiamo chiuso delle vetrerie storiche di Venezia che sono un patrimonio dell'umanità, visto che piace tanto parlare del patrimonio dell'umanità. Noi stiamo mettendo fuori il mercato l'automotive. La pandemia prima, i costi dell'energia ora rischiano di azzoppare l'economia veneta dal manifatturiero ai servizi. Sul caro bolletta, ad esempio, la stessa regione ha le armi spuntate. Donazzan lo dice chiaro e tondo, servono risposte politiche e strutturali. La regione non può fare più di tanto, direi che può fare poco, quasi niente sul tema dei costi dell'energia. Possiamo fare in modo di gestire al meglio le crisi, ma io non devo parlare di crisi, devo parlare di sviluppo. Allora il Veneto deve far sentire una voce sola, industriali, artigiani, commercianti, sindacato, politica. Quella politica che non farebbe abbastanza, compresi i parlamentari del territorio. Il guanto della sfida è lanciato e non mancherà di provocare forti mal di pancia. Se non si percepisce a Roma qual è la gravità della cosa, noi possiamo gridare, ma non servirà quasi a nulla. È un attacco ai nostri parlamentari. È un attacco proprio alla politica del territorio. Io i parlamentari li vorrei vedere più presenti. Io i parlamentari vorrei vederli compatti, non a difendersi. Per cui probabilmente anche questo mio appello potrebbe essere visto come ci stanno difendendo, allora ci riuniamo a corte e ci difendiamo. No, venite a difendere il Veneto e questa è la cosa più importante. Siamo alla cronaca, la tragedia in A28 in queste ore, l'autopsia sui corpi di Sara Rizzotto e Jessica Fracasso. Intanto è stata fissata la data del funerale unico per le due cugine, sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa di San Vendemiano. Ieri sera intanto a Ring il papà di Jessica ha parlato della battaglia per avere giustizia. Si fosse fermato, mi avrebbe aiutato, disperato, con tutte le sue forze. Non dico che l'avrei perdonato da oggi a domani, ma magari fra un po' di anni l'avrei perdonato sicuramente, ma è invece così è impossibile. È stata proprio la vigliaccheria di andare via, è questo che a me non riesco a capire questo, dopo tutto quello che hai fatto scappi, è questo che veramente è questo che non tollero. Mi ha contattato invece in altro modo? Ancora no, sinceramente ancora no. Può essere che ci contatti, però adesso vediamo. Guarda, l'importante è intanto che
giustizia sia fatta. Poi se mi chiama, vediamo al momento cosa succederà. Lei ha detto: io non sono mai stato uno di tante parole. No, io sono sempre stato uno, tra virgolette, molto privato, di pochissime parole. Questa è una reazione al dolore o una forza che ha trovato in questi Secondo giorni? me, cioè, questa probabilmente è la forza che mi dà mia figlia, che mi dice: papà, sono orgoglioso di te, continua così. Questo. Io sono sempre stato veramente uno di poche parole. Lei invece è una chiacchierona come mia moglie. E probabilmente questa è la forza che mi fa andare avanti. Non si poteva desiderare una figlia migliore, ma sinceramente è stato veramente... Io avrei sempre dato la vita per mia figlia, però mi è stata portata via e darò la vita per aver giustizia. Ecco, questo sì, sicuro. Raffiche di vento fino a 120 km all'ora ieri hanno soffiato su gran parte della Marca causando danni e paura. Oggi si fa una prima conta dei danni e si lavora per ripristinare la situazione. 121 km/h sul Monte Tomba, 117 a Valdobbiadene, 102 sul Monte Cesen, 100 a Vittorio Veneto, 95 a Follina e Bedelago. È la velocità del vento che ha soffiato ieri in tutta la Marca, rilevata dalle centraline dell'ARPAV. In alcune zone si parla di una vera e propria tromba d'aria che in pochi minuti ha sorpreso tutti. Oltre una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Asolano al Vittoriese fino alla Castellana, soprattutto per pali del telefono e della luce pericolanti, per alberi e piante caduti, per cartelli stradali divelti. Paura a Valdobbiadene e Nervesa, con le bancarelle del mercato settimanale spostate dalle raffiche, come accaduto a Mogliano. Questo forte vento ha fatto cadere le tende dei mercatali e abbiamo fatto evacuare il mercato a un certo punto per non correre rischi. A Castelfranco pali del telefono pericolanti, rami e piante cadute, coperture del cimitero di San Floriano sollevate e finite nel parcheggio. A Vedelago problemi alla scuola elementare, dove parte della copertura della palestra è stata danneggiata. Alla primaria di Barcon paura per un grosso albero caduto, fortunatamente senza coinvolgere nessuno. Fortunatamente è caduto verso la strada e non verso la scuola. Sicuramente noi su questo siamo molto attenti, abbiamo degli esperti che mese dopo mese passano a verificare e anche questo si tratta di un albero sano. Sul tavolo del sindaco Andretta in queste ore stanno arrivando nuove segnalazioni di danni causati dalle raffiche che hanno soffiato oltre i 90 km/h. Aggiungiamo la copertura di alcune parti del cimitero di Barcon, aggiungiamo diversi alberi caduti alle sorgenti del Sile, quindi all'ingresso del parco del Sile. Aggiungiamo alcuni lampioni che nel frattempo nei sopralluoghi ci siamo accorti che sono caduti e anche diversi cartelli stradali. Al parco del Sile diversi gli alberi e le piante abbattute dal vento. Qui si sta facendo una prima stima man mano che i passaggi pedonali vengono liberati dagli arbusti. Al cimitero di Barcon sollevata la guaina delle coperture, stamane già provvisoriamente sistemata. Il territorio di Vedelago poco meno di 6 mesi fa, il 16 agosto scorso, era stato interessato da un evento simile. Allora però le conseguenze furono molto più gravi. Alcuni interventi che li avevamo fatti in attesa del responso da parte dell'assicurazione che ci segue appunto nei danni del comune, alle strutture pubbliche, e quindi non erano stati fatti degli interventi strutturali. Chiaramente quindi questi interventi sono stati riportati via dal vento e dobbiamo ancora finire di chiudere quello di agosto, che stiamo già parlando di danni nuovi, e speriamo che il tempo magari stavolta ci aiuti. Ci spostiamo a Padova, galoppini degli spacciatori a 8 anni in quartiere Palestro tra via Tirana, via Montecengio e via delle Melette. I residenti hanno raccontato come la droga venga fatta consegnare ai clienti da bambini e ragazzi. Noi abbiamo visto anche nordafricani adulti mettere nelle tasche di qualche bambino proprio la bustina e poi si mettevano d'accordo dicendo mi raccomando, le 9 di questa sera in piazza. La piazza è il sagrato della parrocchia di San Girolamo in via Tirana, quartiere Palestro, di fronte ai condomini di 8 piani ex INPS in un rione che è a 2 passi dalle mura di Padova. Gli spacciatori minorenni abitano tutti nei dintorni, non vanno a scuola, non lavorano. Lo spaccio nel quartiere Palestro esiste da tantissimi anni, dice la nostra testimone. Negli ultimi 4-5 anni è diventata un'esagerazione. Da quando hanno smantellato via Anelli si sono trasferiti all'Arcelle, adesso secondo me all'Arcelle non hanno più tanto vita facile e quindi si sono trasferiti qua, da qua, via Montecengio,
i giardini di Via Montecengio, i giardini pubblici, c'è il disastro. Il condominio di fronte alla chiesa ha speso 11.000 euro per una rete di telecamere che ha allontanato i baby spacciatori dal portico, che era diventato cosa loro, per lo scarso passaggio e le fioriere comode per nascondere le dosi. E avevo paura ad uscire perché mi faceva insomma un certo che. Lo spaccio è allora continuato intorno al condominio, protetto dai vicoli con le siepi, da piccole zone appartate. I cittadini del palazzo a fianco hanno tirato su una angosciante serranda in acciaio con serratura per bloccare l'accesso nell'androne agli indesiderati, barricati in casa. Il mercato della droga si è spostato allora sul sagrato della chiesa di San Girolamo, il cui patronato è diventato un parcheggio privato. Addio socialità per bambini e ragazzi, anche per quelli nordafricani assoldati dai mercanti della droga. Io ho visto questo scambio, questo fatto che hanno messo una bustina in tasca a un bambino che avrà avuto non più di 8-9 anni, ma tutti gli altri comunque ne hanno 14-15, non sono più grandi. E abitano in quartiere. E abitano tutti in quartiere. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio, annata 2021 nel complesso positiva per l'agricoltura veneta, così recita il rapporto della Regione. Per il 2022 preoccupano i costi per l'energia e per l'acqua. 6 miliardi e 400 milioni di euro è stato il valore dell'agricoltura veneta nel 2021, un più 4,1% sul 2020 che neppure il Covid ha fermato. Posso dire che il Veneto ha sconfitto il Covid da questo punto di vista, cioè con la capacità di crescere, questo grazie anche ai nostri operatori, i nostri agricoltori che ovviamente sono stati sostenuti anche su questa crescita dai bandi regionali, dall'aiuto che la Regione Veneto tramite il PS regionale dà, però grande merito ovviamente va a loro. L'anno scorso la Regione ha erogato 963 milioni al sistema agricolo veneto. I diversi settori hanno avuto andamenti differenti, ma dice il rapporto regionale con evidenti segni di ripresa. Continua la corsa del vitivinicolo, tiene il latte anche se pagato sempre troppo poco. Stabile il settore della carne. Male la frutta penalizzata dalle gelate tardive e dalla cimice asiatica. Positivo il comparto della pesca. Molto bene per i cereali autunno-vernini, annata sfavorevole per quelli a semina primaverile. Più colza e meno girasole tra le colture industriali, in flessione la barbabietola, in crescita il tabacco. Si sono seminati meno radicchio e lattuga, in crescita invece le superfici ad aglio e cocomero. Continua la corsa inarrestabile del comparto vitivinicolo, con l'aumento della superficie vitata in gran parte DOC, DOC-G e IGT, sinonimi di alta qualità. Un 2021 buono per la pesca, con un più 8,9% di vendita di pesce locale e un fatturato salito del 10% sul 2020, pari a oltre 42 milioni di euro. In un momento di ripresa per l'agricoltura veneta incombono ora gli aumenti dei costi energetici. Quello che vogliamo fare insieme all'associazione, insieme alla Regione, su input della Regione, è quello di cominciare a capire come l'agricoltura possa diventare un pochettino più autonoma da un punto di vista ad esempio energetico. Stiamo parlando dell'utilizzo del biogas, stiamo parlando del metano. Questo ci potrebbe dire che l'agricoltura potrebbe anche prodursi la sua energia. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge presentata dal Partito Democratico per promuovere la parità retributiva tra uomo e donna. L'approvazione della legge regionale per la parità retributiva in Veneto rappresenta un passo in avanti di modernità e di fondamentale importanza. Il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella commenta con soddisfazione l'ampio consenso ottenuto a Palazzo Ferrofini dal PDL, disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità. Un provvedimento promosso dal gruppo consiliare del Partito Democratico a prima firma della vice capogruppo Vanessa Camani, che ha sottolineato in aula come la questione di genere riguardi tutti e richiami tutti a una responsabilità generale e condivisa.
Le pari opportunità, ha concluso, passano inevitabilmente dal lavoro. Il Consiglio ha garantito alla proposta un appoggio trasversale che ha portato all'approvazione all'unanimità dell'Assemblea, dimostrando, secondo il segretario Martella, la capacità del Partito Democratico di proporre con concretezza il cambiamento in questa regione, creare adesione da parte dell'intera Assemblea per garantire pari diritti e uguaglianze a tutti, a partire dalle donne, intervenendo negli ambiti della società che ancora si reggono su squilibri non più accettabili. Vado avanti anche senza il sostegno dei partiti. Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova, al ring, spiega come sarà la sua campagna elettorale. Mi sono trovato a contatto con un edicolante dal quale avevo comprato il fumetto, il quale mi ha detto aghevoria Tex Willer qua per mettere cose a posto. Io ho ascoltato e ho preso atto. Ospite da remoto del nostro talk show Ring, dato che è ancora positivo al Covid, Francesco Peghin, candidato sindaco civico di centrodestra, spiega la sua decisione di presentarsi alle prossime amministrative di Padova. Imprenditore come lo sfidante numero 1, l'uscente Sergio Giordani, Peghin ha già riunito sotto di sé Lega e Forza Italia, ma ancora sembra non convincere Fratelli d'Italia. Una campagna elettorale che sarà fondata sull'ascolto dei cittadini, dice Peghin. Se verrà eletto propone prima di tutto un referendum sulla quarta linea dell'inceneritore. L'inceneritore è un tema molto complicato, è mia intenzione parlarne con il presidente Zaia prima di tutto per avere le garanzie di quello che potrebbe succedere, ma io penso che la cosa più importante sarebbe ascoltare i padovani come la pensano veramente su questo tema. Stessa cosa anche per il tram, dice. Sul tram vanno ascoltati i padovani veramente, cioè non calare le cose dall'alto dicendo siccome sono arrivati i fondi del PNR il tram deve passare percorso Milano, zona della città dove ci sono già dei problemi enormi per le scelte fatte dall'amministrazione, che i cittadini adesso sentono calare questo pensiero dall'alto. Io penso che non siano contenti, vanno ascoltati. Epica impresa sportiva alle Olimpiadi di Pechino. A Cortina torna la medaglia d'oro e per la prima volta è appesa al collo di una donna quello della giovanissima Stefania Costantini, che con il suo compagno trentino Amos Mosaner hanno infilato 11 vittorie su 11 e conquistato il tetto del mondo nel doppio misto di curling. È l'ultimo lancio di questa partita. No, qua si boccia. Qua si boccia allora? Qua si boccia! È l'ultimo lancio e stiamo lottando per la medaglia d'oro. Stiamo lottando per la medaglia d'oro ed è oro! 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 L'oro ritorna a Cortina! L'oro ritorna a Cortina! Stefania Costantini, Amos Mosaner! È una cronista che a stento riesce a trattenere le lacrime dopo aver vissuto l'emozione di una piazza stracolma di gente accorsa davanti al maxi schermo in piazza di Bona per assistere all'ultima e decisiva partita del doppio misto di curling che ha portato Stefania Costantini, 22 anni, di Alverà sul tetto del mondo. Ma le lacrime di gioia sono state il leitmotiv al termine di un'ora e mezza di gara combattuta con le unghie e con i denti, ma con la calma olimpica dettata da tecnica, strategia, concentrazione. Sindaco, che soddisfazione! Una festa, un'emozione pazzesca. C'è la medaglia più alta, devo dire, la piazza è in visibilio e devo dire noi contentissimi. L'oro arriva a Cortina per la prima volta, è una donna a conquistarlo. È una donna dopo 54 anni, dal 68, dopo Eugenio Monti, questo grande successo, e devo dire in un periodo che per noi è olimpico, quindi il migliore veramente invito per le nostre Olimpiadi Milano Cortina anche 2026, un grande successo. Ora prepariamo la festa per il rientro di Stefania. La festa assolutamente venerdì stiamo organizzando e tutto il paese ovviamente sarà in festa, ma direi tutta l'Italia perché è veramente la medaglia che regaliamo a tutto il paese. Questa, guardate la festa, la missione compiuta per l'Italia che ha vinto la medaglia d'oro. Sentiamo un commenti a caldo. Cosa pensa di questa vittoria? Felicissimo che è tornato un oro a Cortina dopo quello di Monti. Signor Paes, Zerdini. Esatto, eccetera, felicissimo, dai. Una festa per Cortina e tutta la provincia di Belluno, per il Veneto, per l'Italia intera. Le più grandi imprese dello sport italiano.
per il semplice e soprattutto invernale. Una vittoria di squadra che Cortina condivide con la coach Oronzana del doppio misto Violetta Caldarte, il cui volto compare per pochi frame sul maxi schermo. Una vittoria storica in uno sport che a Cortina ha solide radici. Qui tutti sono in lacrime, sentiamo l'emozione dei giovani della piazza di Cortina, ragazze. Scusate. Le vostre emozioni? È bellissimo, noi giocavamo in squadra con Stefania quando eravamo più piccole, quindi vederla così felice è un'emozione unica veramente. L'oro, Stefania riporta l'oro a Cortina ed è la prima donna olimpica a Cortina. Sì, esatto, Stefania se la merita tutta, se non se lo merita Stefania non se lo merita nessuno. Ci ha sempre messo una dedizione allucinante in quello che fa e vederla così felice è veramente impagabile. Donna Ivano, il parroco di Cortina, giustamente ha dato il via al risuono delle campane. Le campane sì, perché è un paese che fa festa per una ragazza nata qui, vissuta qui, che abita qui. E quindi è giusto che un paese faccia festa, tutto il paese. Il curling è uno sport storico che ha 500 anni, ma che a Cortina ha le sue salde radici. Questi ragazzi ci hanno dimostrato come vuol dire collaborare e unirsi insieme per ottenere un obiettivo. È un sogno per tutti, per l'Italia intera, poi logico che Cortina la fa da padrona, perché comunque siamo la mamma del curling in Italia. Appunto. E oggi è un coronamento, sì. Diciamo che Cortina è la mamma, è partito tutto da qua, è continuato da qua e oggi ci meritiamo, diciamo, questa vittoria e ringraziamo i ragazzi per questa enorme soddisfazione. E per Stefania, Dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire le informazioni di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. Super anticiclone sull'Italia e dunque sul nostro territorio la situazione rimane invariata rispetto a giorni e settimane fa. Vediamo il dettaglio di mercoledì 9 febbraio. Sul Veneto tempo sempre stabile, ci attende una ennesima giornata asciutta, naturalmente con i pro e i contro che questa situazione meteorologica comporta. Tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, qualche foschia in pianura al mattino. Temperature sostanzialmente invariate, minime sotto zero quasi dappertutto, massime oscillanti tra i 9 e i 12 gradi. Ma spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, bel tempo dunque senza precipitazioni e con cielo limpido. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con un'ottima visibilità e con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime infine sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.